Lo scandalo della piscina costruita all'interno del San Giovanni di Dio, dotata di sofisticate strumentazioni e capace di dare risposte alle esigenze di chi necessita di cure riabilitative, denunciato dal parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro, continua ad avere la giusta attenzione e riscuotere il collegato in normale sdegno da parte degli agrigentini. Una struttura che è nata con valenti motivazioni, per la quale sono state certamente impiegate ingenti risorse prelevate anche dalle tasche dei cittadini, è stata con la semplicità più sprezzante ridotta a deposito. Ci stupisce a questo punto il silenzio, quello della politica intanto, che al di là della denuncia del Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto entrare nel merito, quello della burocrazia che incoscientemente ha consentito tutto questo per un imprecisato numero di anni, e quello dei diretti responsabili della struttura. Viene da chiedersi quanto costa ai cittadini il Servizio Sanitario Nazionale, quanto siano realmente trionfalistici i dati sbandierati di miglioramento delle prestazioni rispetto ad interminabili liste d'attesa. È necessario riflettere e sapere quanti soldi siano stati sprecati per la costruzione della piscina, quanto il suo mancato uso abbia determinato un danno per coloro che ne avrebbero usufruito. Domande che ci attendiamo abbiano una risposta che possa spiegare che i fondi impiegati in forniture siano finalizzati all'acquisto di strumentazioni e farmaci effettivamente necessari, che non ci siano sprechi e tagli che vadano a minare il diritto alle prestazioni sanitarie dei cittadini, che le responsabilità di ciascuno derivanti da un incarico burocratico non siano unicamente funzionali a possedere una poltrona, e non da ultimo che gli agrigentini in fuga da questa terra non debbano continuare ad emigrare anche per il mancato rispetto di quelle norme giuridiche di civiltà, appunto il diritto alla salute.